Ben ritrovati all'approfondimento che segue il notiziario di Tele4 e torna a trovarci Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima. Nicolò, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Abbiamo giusto 15 minuti di approfondimento, quindi ci limitiamo a fare un po' il punto della situazione sull'episodio di violenza che è scaturito ieri in Viale 20 settembre. Tanta polizia, tanti giornalisti e poi i manifestanti tra gli estremisti di destra e i contestatori della giornata di commemorazione di Amerigo Grills. Insomma, c'è stato lo scontro. Di scontro si parla, la polizia si è buttata in mezzo con i caschi, tenuta antisommossa, cercando di dividere un po' le persone che se le stavano dando di santa ragione. Un nostro collega è stato colpito, anche un'altra collega, insomma ci sono dei referti, altre persone le hanno prese, altre persone le hanno date. Nicolò, a Trieste torna la violenza. Io ho messo tra virgolette politica, giusto per dare un po' un senso a questa chiacchierata. Contrapposizione politica, violenza pura, come la giudichereste? Entrambe le cose, insomma, va registrato il fatto che comunque uno scontro del genere, diciamo, all'interno della contrapposizione politica tra, diciamo, antifascisti e neofascisti, antagonisti, estrema destra e vari gruppi, insomma, satelliti e via dicendo, comunque non si registrava da diverso tempo in città, quindi di conseguenza anche il titolo mi sembra molto azzeccato da quel punto di vista, proprio perché, come dire, è una contrapposizione, è una violenza che nasce da delle differenze abissali nell'idea politica che governa, tra virgolette, o quantomeno ispira entrambi i gruppi, no? Cioè, da un lato c'è una sorta di, come dire, di neofascismo, o quantomeno dei militanti di estrema destra che si rifanno a quello che un tempo era ovviamente il Fronte per la Gioventù, sì, e la destra extraparlamentare, insomma, italiana, dove tra l'altro, come dire, da dove proviene parte anche della, come dire, classe dirigente di Fratelli d'Italia oggi, insomma, per certi versi. E dall'altro gruppi di antagonisti, antifascisti e, insomma, come dire, gruppi che abbiamo, come dire, imparato a conoscere anche in diverse situazioni, perché poi molte persone si reincontrano, no? Sono sempre quelle. Sì, sono anche, tra virgolette quelli che una parte del movimento No Green Pass, una parte del movimento Buriana, una parte di vari soggetti, varie idee, insomma, che animano un po', in questo caso, una sorta di sinistra extraparlamentare, mi verrebbe da dire, perché insomma, poi alla fin fine dentro c'è anche lì un po' di tutto, no? Però di per sé lo scontro nasce da una contrapposizione fortissima dal punto di vista politico e evidentemente in quella che è la figura di Amerigo Grills, certo, perché è nel contesto della commemorazione di Amerigo Grills che nasce e poi si sviluppano gli scontri in Viale. Poi alla fine, qui vediamo tra l'altro, ci sono le immagini proprio di quando i militanti dell'ex Fronte della Gioventù sono partiti perché hanno sentito gli insulti e i cori degli altri che si stavano avvicinando tra il Viale e via Timeus, giustamente, ovviamente anche la rincorsa degli operatori dell'informazione, dei giornalisti per capire, vedere quello che stava succedendo. Spesso parliamo di violenza a Trieste in tantissimi contesti. Qui voi avete fatto anche un bel titolo di approfondimento su Trieste Prima l'altro giorno, dove richiamavate il periodo degli anni di piombo, no? Della serie, questa è proprio lotta politica quella che c'è stata ieri, cioè le basi di fatto sono squisitamente politiche. Beh sì, insomma, ma insomma non serve andare troppo indietro nel tempo, insomma non serve andare agli anni, come dire, 70, o in tutte quelle anche immagini e fotografie che banalmente sono inserite all'interno del libro Trieste a destra, no? A cura del collega Del Piccolo, insomma, Comelli, ma in realtà anche alla fine degli anni 90 ci sono stati degli scontri esattamente nella stessa zona, nello stesso punto dove sono avvenuti gli scontri nella tarda serata di ieri. Perché in Viale 20 settembre? Perché il Fronte della Gioventù sostanzialmente aveva la sede in via Paduina e quindi di conseguenza il Viale è sempre stato, come dire, politicamente parlando, come dire, nella contrapposizione tra schieramenti, è sempre stata considerata una zona, come dire, di destra, no? Cioè dove
chiaramente la sede del Fronte della Gioventù, la militanza e la presenza poi delle persone che aderivano e che militavano nel Fronte della Gioventù, ecco che aveva trasformato, tra virgolette, un po' quell'area, e quindi è in quell'area che si verificavano degli scontri, insomma, tra gli antifascisti, i comunisti, la destra extraparlamentare, i neofascisti e via dicendo, e quindi il viale era divenuto terra di, come dire, di grande scontro, ma grande scontro fisico e di violenza, una violenza che comunque negli ultimi anni non c'era e non era emersa. Dopodiché non credo si possa, come dire, lanciare la palla in avanti e parlare di emergenza, di violenza politica e via dicendo. È un qualcosa che evidentemente è confinato all'interno della commemorazione del grande scontro. Poi va ricordato anche un punto preciso, cioè gli antagonisti o gli antifascisti comunque avevano annunciato attraverso i canali Telegram e via dicendo una serie chiaramente di presidi. Ricordo che comunque prima di questo c'era stata quell'assemblea all'università sulle rive, che poi l'università era intervenuta diciamo revocando l'aula, poi l'assemblea si era tenuta lo stesso, e poi i manifesti con Scocimarro, Grills, Menia a testa in giù, no? A ricordare poi Piazzale Loreto e insomma, la fine del regime fascista con la morte di Mussolini, ma in realtà tutto questo nasce un po' prima, no? Cioè, gli scontri di ieri sera sono secondo me semplicemente la punta dell'iceberg, cioè la conclusione di 2 settimane circa di scontri, di prese di posizione, di comunicati, di assemblee, e quindi tutto questo chiaramente ha secondo me un po' fermentato e ieri è esploso. E poi nelle ore successive abbiamo visto i comunicati, da un lato i comunicati di solidarietà agli operatori dell'informazione che sono stati colpiti da questo episodio, proprio colpiti fisicamente, dall'altro lato ovviamente le prese di posizione politiche. Allora noi vedevamo, come è normale che sia, i comunicati stampa di chi è vicino agli ambienti di destra che condannavano la provocazione, no, di queste violenze da parte dei gruppi antifascisti, dall'altro lato invece chi è vicino agli ambienti di sinistra puntava il dito contro gli estremisti di destra che si sono lanciati a rispondere a questa provocazione. Di fatto a me viene da dire pari e patta, ognuno difende il proprio orto, il proprio giardino, ma le cose, come in molti casi si dice, si fanno un po' in due, no? Insomma, io ho visto che, mi pare di aver capito che insomma questa violenza era annunciata e si è anche un po' cercata. Sì, probabilmente sì. Il confronto, se vogliamo dirlo in termini morbidi, magari non lo scontro, ma il confronto era annunciato e l'hanno anche un po' tutti cercato. Sì, sai, da un lato gli antagonisti dicono il passato di Amerigo Grills, è stato un camerata, ha fatto le manifestazioni, gli scontri in viale con il Fronte della Gioventù e con, come dire, la sinistra extraparlamentare e via dicendo, ma insomma anche con la sinistra dell'epoca. E dall'altro chiaramente c'è tutto, come dire, una sorta di sensazione di essere stati provocati, no? Cioè provocati a casa nostra, della serie facciamo noi la commemorazione, è un nostro giorno, è un qualcosa che si è sempre fatto, noi l'abbiamo anche scritto. Ma insomma, però è la prima volta, giusto Nicolò, che avviene in questa giornata uno scontro del genere. Sì, a memoria mia, sì. È un inedito, almeno negli ultimi decenni. Negli ultimi 10 anni sicuramente, insomma, cose di questo tipo come viste ieri sera non si erano registrate. Mi ricordo l'anno scorso che ci fu la polemica effettivamente, sì, per il braccio teso. Sì, la polemica rimane confinata all'interno della polemica, mi viene il gioco di parole, nel senso che i saluti fascisti alle commemorazioni per Amerigo Grills, H. Laurenzia, Sergio Ramelli a Milano e via dicendo sono praticamente da sempre presenti. Dopodiché
premesso che, come dire, l'antifascismo guida questo paese con la Costituzione e via dicendo, è altrettanto vero che c'è una sentenza di Cassazione del 2024 che spiega nel dettaglio se c'è un'ipotesi di reato di apologia del fascismo con la legge Scelba o addirittura il passaggio sulla legge Mancino e via dicendo, cioè se ci sono aggravanti razziste e via dicendo, cioè della serie la Cassazione dice se i saluti romani sono all'interno di commemorazioni per persone morte e via dicendo, adesso sintetizzo, rimangono confinati in una sorta di manifestazione nostalgica, cioè non c'è per la legge italiana e per il Ministero della Giustizia, non c'è sostanzialmente il rischio che dai saluti fascisti si passi automaticamente alla ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, che è ovviamente una cosa che nessuno si augura, ovviamente. Certo. Dopodiché c'è anche tutto quel passaggio, come dire, sulla manifestazione autorizzata o preavvisata o meno, cioè se proprio vogliamo, tecnicamente la manifestazione di Via Paduina si muove all'interno di un contesto di preavviso e quindi di legalità, mentre la manifestazione degli antagonisti si muove all'interno di un percorso di illegalità, cioè nel senso l'antifascismo che chiede, no? Di evitare di riportare alla memoria determinati... Esatto, tecnicamente per la questura, per la Digos e via dicendo, è una manifestazione non preavvisata e quindi evidentemente ci saranno delle conseguenze. E quindi con i nuovi decreti di sicurezza sono anche previste delle sanzioni, appunto, delle multe, delle sanzioni per il mancato preavviso, ovviamente, nei tempi e nei modi che la questura... Esatto, dopodiché, insomma, torniamo di nuovo, no, come dire, forse a un'italica propensione a scordarci troppo presto delle cose o a magari non conoscere, però la manifestazione di Via Paduina, la commemorazione per Grills si fa da sempre, cioè i neofascisti triestini, gli ex del Fronte della Gioventù e via dicendo vanno alla commemorazione di Amerigo Grills, hanno sempre fatto quello che intendono fare loro e la questura ha sempre, come dire, autorizzato quel tipo di manifestazioni, quindi sono tante le persone che si chiedono e dicono perché autorizzate, no? Cioè, evidentemente perché c'è una libertà di espressione che governa un po' su tutto e in più c'è tutta quella parte molto, come dire, giuridica appunto sulla sentenza di Cassazione, quindi di per sé evidentemente le forze dell'ordine, le questure, le prefetture e via dicendo non ravvisano, evidentemente a caduta, no, dal Ministero, dalla Cassazione in giù, non ravvisano questo pericolo di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. Dopodiché siamo molto sicuri che pagheranno entrambi le conseguenze, nel senso che non è che pagheranno solo o avranno conseguenze solo gli antagonisti che hanno fatto la manifestazione non autorizzata e gli scontri sono stati coinvolti e via dicendo. No, cioè ci saranno militanti neofascisti presenti alla commemorazione e presenti e coinvolti negli scontri di piazza che insomma dovranno evidentemente, immagino, andare domani in un rinvio possibile a giudizio davanti a un giudice e spiegare cosa hanno fatto e assumersi la responsabilità di quello che è successo, insomma, quindi pari e patta? Sì, probabilmente sì. Vedremo, abbiamo ancora poco, forse un paio di minuti, ne approfitto per chiedere, a Trieste abbiamo visto episodi simili con anche l'intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa in contesti non uguali ma simili, cioè politici, quello di ieri, i fatti del 25 aprile dell'anno scorso e le contestazioni dei no Green Pass nel 2020-2021, quindi c'è sempre una matrice sostanzialmente di politica, che sia contro il governo in carica, che sia contro le politiche instaurate, che sia contro le nostalgie di certi periodi. La base degli ultimi scontri che abbiamo visto, bene o male, è sempre politica.
Eh beh, sì. Voglio dire, Sì. uno potrebbe dire, ah, mi aspetto che il cittadino, siccome le bollette non arrivi a fine mese, la tua vita è in disgrazia come quella di moltissime altre persone in Italia e in altri paesi, uno magari scende in piazza anche per Sì, questi sì. bisogni. Invece la gente è portata, noto, a scendere in piazza per questioni che... Sì, sì, ma come dire, è tradizione, insomma, Rino Gaetano cantava in Aida, ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore, no? Cioè, Questa citazione sì. è calzante. No, però voglio dire, erano gli anni 70, però per certi versi certe cose non passano, no? È vero che c'è da un lato nel ragionamento complessivo che si fa anche secondo me sulle passioni politiche, perché la politica deve necessariamente rimanere all'interno della passione, no? Personale, nel tentare di fare il bene della comunità e nel portare avanti le istanze, però è altrettanto vero che ci sono determinati temi politici che scaldano particolarmente gli animi delle persone, quindi soprattutto poi all'interno di un contesto di militanza, è di militanza che chiede posizione e che chiede partecipazione, che chiede dissenso, che chiede chiaramente anche scontro, che poi lo scontro da verbale si trasformi come ieri sera in uno scontro fisico, ecco, lì evidentemente si passa un po' il confine, no, del lecito e del legale. Però nel senso, a me personalmente non ha stupito, speravo di no, ma non ha stupito il fatto che si siano verificati degli scontri, perché evidentemente un po' era nell'aria e perché purtroppo insomma, ci sono ancora persone che pensano che risolvere, come dire, i conflitti si faccia presto ad usare le mani, e sappiamo che quando si finisce a usare le mani insomma, si passa immediatamente dalla parte del torto, insomma, senza retorica, cioè, perché banalmente poi magari prendi una denuncia, devi trovarti un avvocato, andare davanti agli investigatori, dire la tua, vieni interrogato, vieni rinviato a giudizio, vai davanti a un giudice, c'è un PM che formula le accuse e magari ti condannano, ed è E così a mente fredda ti rendi conto di quello che... Ed è un costo per la comunità, perché poi la macchina si muove anche sulla base delle spese, come dire, pubbliche, perché ieri in piazza, in Viale, tra i carabinieri e il reparto mobile della Celere e la Digos, e, insomma tutti chiaramente gli appartenenti alle forze dell'ordine, ecco che la spesa pubblica c'è ed è schizzata, certo, perché chiaramente hai dovuto predisporre determinati controlli per un qualcosa che evidentemente si poteva anche evitare, non dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, perché quello è un altro tema che magari potremo approfondire più avanti in altre occasioni, perché insomma anche lì ci sarebbe da dire insomma, su anche tutta una serie di episodi anche recenti, però di per sé secondo me la persona fa sempre fatica a pensare, no? Cioè dice evidentemente reagisce, alza le mani, finisce nell'illegalità, però poi si ritrova a fare i conti con la giustizia e insomma giustizia che se ne dica, possiamo insomma fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma il conto te lo presenta sempre. Ah, la lunga mano della legge arriva prima, sempre. dopo, tardi, indifferente. Arriva anche quando te ne sei dimenticato, arriva. Grazie Nicolò Giraldi, responsabile Trieste Prima, grazie a voi per averci seguito e vi auguro ovviamente una buona serata. Raffica di sanzioni e denunce in arrivo per i protagonisti delle violenze di ieri pomeriggio in Viale 20 Settembre. Sale la conta dei feriti, immagini al vaglio della questura. Termina con 4 condanne per autoriciclaggio e evasione la vicenda della Depositi Costieri Trieste, maxi sequestro della Guardia di Finanza da 2,5 milioni tra contanti, immobili e yacht. È partito questa mattina e durerà alcuni giorni l'abbattimento del cosiddetto muro dello spaccio di Piazza Goldoni nell'ambito della riqualificazione dell'area.
Nuova stretta del comune di Gorizia sulla fonderia slovena Livarna dopo le proteste per fumi e cattivi odori nella zona nord della città. A far scattare la diffida è un episodio del 25 aprile. La regione ha acquistato l'ex iutifficio di Via Svevo dove sorgerà la nuova centrale operativa del 118. L'intervento prevede demolizione e ricostruzione dell'area per una struttura più efficiente. Torna a Trieste in Piazza Unità, Mare Nord-Est, 4 giorni tra divulgazione, talk, laboratori e non solo. Focus su ambiente e ricerca e il raduno di idrovolanti. È ufficiale, Giuseppe Daniello torna alla Triestina e sarà il nuovo direttore generale del club. Tra le altre cose è stato nominato anche presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Unione. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Al vaglio la posizione delle decine di persone coinvolte negli scontri di ieri pomeriggio in Viale 20 Settembre. La Questura sta visionando le immagini delle violenze che si sono verificate appunto alla commemorazione del giornalista Almerigo Grills. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Dire che si prevede una raffica di denunce appare scontato. Le immagini sono eloquenti, sia quelle delle testate giornalistiche che quelle girate dalle forze dell'ordine. La Questura le sta visionando in queste ore. Al vaglio la posizione di decine di persone fra gli estremisti di destra, recatisi ieri pomeriggio in via Paduina per la tradizionale commemorazione del giornalista Almerigo Grills, che tra i contromanifestanti arrivati in Viale 20 Settembre per contestare l'iniziativa. Sia da una parte che dall'altra diverse persone sono già note alle forze dell'ordine. Stavolta la classica frase "scene da Far West" dipinge con precisione il quadro della situazione. Sedie e tavoli che volavano, chi si sfilava la cintura per aggredire l'avversario a cinghiate e poi calci e pugni, come quello che ha investito il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti che documentava la scena. E mano a mano che passano le ore sale anche il bilancio dei feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La gravità dell'episodio risiede in un sentimento di violenza sempre più palpabile in città. La manifestazione era annunciata, la commemorazione di Grills con il saluto fascista. L'azione di disturbo era annunciata con i contromanifestanti arrivati sul posto al grido di "siamo tutti antifascisti". Poi gli insulti e le provocazioni. Dunque la risposta, con i militanti dell'ex fronte della gioventù che si sono precipitati contro gli antagonisti. E giù botte da orbi, che solo gli agenti della polizia in tenuta antisommossa sono riusciti parzialmente a contenere. Quello che è successo ieri non è stato solo un episodio violento, la violenza è stata cercata e consumata. Termina con 4 condanne per autoriciclaggio ed evasione la vicenda della Depositi Costieri di Trieste, maxi sequestro della Guardia di Finanza da 2,5 milioni tra contanti, immobili e yacht. Vediamo. Condanna definitiva e confisca di beni per 2,5 milioni di euro nei confronti di 4 persone per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione avvenuta nel 2017 della Depositi Costieri Trieste. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste dopo il rigetto da parte della Cassazione dei ricorsi contro le condanne di secondo grado. L'inchiesta della Procura di Trieste aveva fatto emergere come la società petrolifera fosse stata utilizzata per commercializzare prodotti in evasione d'imposta attraverso società cartiere create per emettere false fatture e accumulare debiti fiscali mai pagati. Secondo gli investigatori, dietro la gestione della società vi erano 4 cittadini campani, 3 con precedenti per associazione mafiosa e ritenuti contigui a clan camorristici. I proventi illeciti, anche in criptovalute, sarebbero stati impiegati per beni di lusso, viaggi e hotel a 5 stelle. Sono stati confiscati immobili, quote societarie, automezzi, conti correnti e yacht. Nei confronti degli imprenditori condannati è stato emesso anche un provvedimento interdittivo antimafia dalla Prefettura di Trieste, sussistendo ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, a seguito del quale è stata loro preclusa ogni forma d'accesso nelle aree portuali demaniali, con conseguente commissariamento della società. È partito questa mattina e durerà alcuni giorni l'abbattimento del muro cosiddetto dello spaccio di Piazza Goldoni nell'ambito della riqualificazione dell'intera area. Assieme all'assessore al territorio Michele Babudere e all'assessore regionale alla sicurezza Roberti è stato svolto un sopralluogo proprio sul posto. Vediamo.
Con l'abbattimento del muro di Piazza Goldoni oggi si segna un nuovo passo di questo cantiere di riqualificazione della piazza stessa. Questo progetto è nato dalla sinergia con l'assessore Roberti, con la Regione, quindi innanzitutto la sicurezza e poi, come vedremo, anche ulteriori interventi che riguardano l'abbellimento di una piazza che non sta proprio nel cuore dei triestini, allo stato così com'è. L'idea dell'abbattimento del muro è uno dei tanti passaggi, perché qui abbiamo anche impianti di videosorveglianza, abbiamo la possibilità di accedere molto più agevolmente alla piazza, ma l'idea dell'abbattimento del muro serve semplicemente perché questo muro purtroppo chiudeva la piazza e creava degli angoli ciechi. L'abbiamo visto in passato con camionette della polizia appostate al di fuori della piazza che non avevano la visuale di quello che succedeva all'interno e magari poteva capitare di avere un gruppetto di persone che si comportavano non proprio bene, diciamola così, nascoste dietro questo muretto. Ad essere impegnata in questo cantiere la ditta Rosso, che alle 11 di oggi ha incominciato i lavori di abbattimento del muro che dureranno alcuni giorni. Ci vorranno invece circa 3 mesi prima del completamento della piazza intera, con migliorie e modifiche apportate dall'assessorato comunale attraverso il lavoro dell'ufficio servizio mobilità e traffico. Questo era uno dei temi, quindi l'accessibilità dalle fermate degli autobus. Il tema era quello di garantire anche degli attraversamenti migliori e in sicurezza, quindi è stata eliminata la parte inferiore di questa vasca, così come sono stati eliminati ai 2 lati estremi i portali. Questo anche per garantire poi, lo vedete alle nostre di fronte, delle vasche più ampie per poter ricoprire questa struttura con del verde. Fare sicurezza vuol dire fare anche sicurezza stradale e un attraversamento pedonale posto in questa posizione, quindi direttamente alle pensiline dell'autobus, significa fare sicurezza. Quindi sì, è un'opera attesa da parte di tutti, tant'è che questo è stato un finanziamento preso dal Comune di Trieste alla prima edizione di questa linea di finanziamenti sulla rigenerazione urbana di luoghi dove c'è una forte pressione migratoria e problemi di sicurezza. Ci spostiamo a Gorizia, dove il Comune fa un passo avanti, una nuova stretta nei confronti della fonderia slovena Livarna dopo le proteste per fumi e cattivi odori nella zona nord della città. Un problema annoso, ma a far scattare la diffida è stato un episodio del 25 aprile quando una densa colonna di fumo scuro è uscita dal camino principale dello stabilimento. Vediamo. Il Comune di Gorizia ha deciso di diffidare la fonderia slovena Livarna al centro di un'annosa questione di inquinamento transfrontaliero. L'episodio, che ha scatenato una nuova ondata di proteste da parte dei residenti, risale al 25 aprile scorso, quando questa densa colonna di fumo scuro è stata immortalata da un cellulare in uscita dal camino principale della fonderia. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto l'amministrazione comunale al cambio di passo. Questo è un cambio di strategia che come amministrazione comunale abbiamo voluto incominciare, perché ormai da troppo tempo non abbiamo risposte su questo grosso problema che affligge la nostra città. Fumi e cattivi odori sono tornati a preoccupare i residenti della zona nord della città dall'anno scorso, dopo un periodo di relativa tranquillità. Il problema non esisteva più, probabilmente le attività erano sotto controllo e quindi l'industria produceva senza grossi problemi da questo punto di vista. E di fatto il problema è riemerso lo scorso anno, aprile dello scorso anno. Il sistema di monitoraggio che abbiamo individuato, ovvero una serie di segnalazioni che i cittadini ci inviano, hanno evidenziato un'esplosione di casi, arrivando a circa 140 segnalazioni nel mese di settembre dello scorso anno. Queste dunque le richieste del Comune di Gorizia. Noi chiediamo sostanzialmente alla fabbrica, alla proprietà, di darci delle spiegazioni in merito alla loro attività produttiva, chiediamo agli enti sloveni di darci riscontro in merito alle attività di controllo e del monitoraggio del territorio, che è loro di competenza, ai 2 ministeri di affrontare la questione, che è una questione ovviamente di portata internazionale, e ovviamente saliamo anche di livello coinvolgendo la comunità europea, chiedendo il rispetto delle norme italiane, delle norme slovene e di diritto internazionale. L'assemblea dei lavoratori di Startec, che si è tenuta questa mattina, ha deciso la mobilitazione. Ci sarà un'assemblea pubblica venerdì 29 maggio davanti alla prefettura. I lavoratori Startec sono in stato di agitazione da quando gli stipendi di aprile sono slittati di 2 settimane. La manifestazione si terrà indipendentemente dal fatto che gli stipendi di maggio vengano versati o meno. Il prossimo tavolo di crisi al Ministero delle Imprese del Made in Italy su Startec si terrà il prossimo 3 giugno.
Sarà discussa domani in Consiglio regionale la proposta dell'assessore regionale Riccardi per aumentare le garanzie a tutela del lavoro dei volontari della protezione civile, in particolare dal punto di vista assicurativo. Vediamo il servizio. Più tutele per il volontariato di protezione civile è il senso della proposta inserita nella legge multisettoriale dall'assessore regionale Riccardi, che mira a offrire uno strumento aggiuntivo e mirato alla protezione economica per i volontari chiamati a rispondere in sede giudiziaria per i fatti legati al loro impegno nelle emergenze sul territorio. Un'esigenza che nasce dalle conseguenze della tragedia di Preone di 3 anni fa, con la condanna in primo grado del sindaco e del coordinatore per la morte di un volontario durante un intervento. Noi siamo impegnati in un pacchetto di strumenti che consentano al nostro volontariato insostituibile del sistema di protezione civile di avere sempre maggiori tutele. Noi adesso interveniamo con un'altra misura che tiene conto di ulteriormente alzare i livelli di riconoscimento in casi che possono generarsi davanti a profili di presunta responsabilità, dove ai volontari in caso di procedimenti giudiziari o richieste risarcitorie si possano aumentare quelle che sono le protezioni legate a polizze assicurative che consentono, quindi a quello che già c'è ulteriormente miglioriamo questa cosa, perché crediamo che questa sia un'altra azione importante a tutela di questa grande organizzazione, lavoro che viene riconosciuto, mi pare che nel corso di quest'anno sia stato ovviamente riconosciuto da tutti, a partire dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio regionale straordinario del 6 maggio. E la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato l'ex aiutificio di via Svevo a Trieste, dove sorgerà la nuova centrale operativa del 118. L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione dell'area per una struttura più moderna ed efficiente. Sentiamo Bernardo Gulotta. La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito dall'Agenzia del Demanio l'ex aiutificio di Trieste, il compendio immobiliare che si trova tra la via Svevo e via dei Laboratori, destinato a ospitare la futura centrale operativa del 118. Il contratto di acquisto è stato sottoscritto il 18 maggio dalla Direzione Patrimonio Regionale per un valore di 500.000 euro, finanziati interamente con risorse della Regione. L'area individuata comprende l'ex aiutificio in stato di degrado, esteso su oltre 3.600 metri quadrati, che sarà demolito e successivamente ricostruito. L'intervento punta a realizzare una nuova struttura dedicata all'emergenza sanitaria, progettata secondo standard operativi aggiornati e funzionali alle esigenze del servizio. C'era questo immobile che era di proprietà del Demanio, che era lì da molti anni inutilizzato, un edificio anche importante che ha una sua storia, e quindi averlo acquistato significa promuovere una riqualificazione importante. Ma poi abbiamo dato risposta a quello che era l'esigenza di un immobile sede del 118. Quello che diceva lei, la sede del Porto Vecchio è stata esclusa perché purtroppo veniva in una situazione di urbanizzazione un po' particolare. Lì, diciamo, il posto è adatto e quindi andiamo nella direzione di fornire a Trieste una sede qualificata, molto importante, innovativa, che sarà a disposizione della città e che quindi andrà incontro a quella che era l'esigenza di avere una struttura veramente al servizio dei cittadini. La riconversione dell'area e la realizzazione della nuova sede saranno seguite dalla Direzione Salute della Regione. L'obiettivo è dotare Trieste di una centrale operativa più moderna ed efficiente, in grado di migliorare l'organizzazione del sistema di emergenza e urgenza e garantire tempi di risposta più rapidi sul territorio. Ci spostiamo ora a Muggia, al via la campagna informativa per i cosiddetti volontari della sicurezza proprio nella cittadina rivierasca. Abbiamo sentito il sindaco Paolo Polidori. Questa dei volontari della sicurezza sarà una straordinaria occasione per i cittadini di Muggia per essere protagonisti, per partecipare in prima persona a quella che è la salvaguardia del territorio dove vivono. Questa non vuol dire che Muggia sia una cittadina dove ci sono problemi di sicurezza, se no magari in determinate occasioni, per il carnevale estivo, oppure all'inizio della stagione balneare come quelle che stiamo per affrontare. E quindi quale maggior possibilità
da parte dei cittadini di dare un segnale, un contributo per quanto riguarda proprio il principio della comunità o della salvaguardia della sicurezza propria e dei propri figli, perché questo è un sistema che ha una forte valore deterrente per quanto riguarda possibili sviluppi futuri, per quanto riguarda il deterioramento di quello che è la sicurezza nella nostra cittadina, e per cui è importante prendere attivamente mano subito, e quindi questo è un invito a tutti coloro i quali ci tengono alla propria città, al decoro e alla sicurezza di Muggia, di partecipare attivamente ai volontari della sicurezza. E restiamo sempre a Muggia, dove è stata inaugurata oggi la nuova rampa per disabili al bar del Teatro Verdi. Vediamo. Oggi abbiamo inaugurato la rampa di accesso al bar del Teatro Verdi. È molto importante per noi, oltre che a dare l'accessibilità al teatro stesso e al bar, fa parte del percorso del FEBA, in cui praticamente diventerà accessibile tutta la parte del teatro fino ai Giardini Europa e il collegamento con il nostro centro storico. È un'opera molto attesa, che è stata richiesta da diversi cittadini e che ovviamente aiuterà non solo le persone disabili, ma anche con chi ha carrozzine o altri problemi di mobilità temporanea. Torna a Trieste Mare Nord-Est con la 15ª edizione che porta con sé diverse novità. Gianluca Paladin. Una edizione estremamente ricca di contenuti e soprattutto con il focus principale legato all'ambiente e al mare, che è la nostra grande passione. Dal 28 al 31 maggio in Piazza dell'Unità d'Italia torna Mare Nord-Est, la manifestazione che da 15 anni unisce ambiente, cultura, scienza, sport, divulgazione e storia del mare, confermandosi uno degli appuntamenti più rappresentativi della vocazione marittima di Trieste. Per 4 giorni la città della Bora si trasformerà in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo della subacquea, al mare e alle sue connessioni con l'ambiente, la ricerca, l'aviazione e la sostenibilità. Coorganizzata con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, la kermesse animerà la principale piazza cittadina, il Molo Audace, la Scala Reale e gli spazi affacciati sul mare, con conferenze, mostre, laboratori, incontri pubblici, attività didattiche, eventi sportivi e appuntamenti divulgativi aperti a tutti. Una edizione estremamente arricchita rispetto agli anni precedenti, intanto per quanto riguarda le giornate, che sono diventate 4 rispetto alle 3 precedenti, grandissima attenzione nei confronti dei ragazzi, il nostro futuro, sui quali abbiamo puntato moltissimo, e da loro è dedicata proprio la prima giornata di formazione, ma altrettanto importante è la parte commemorativa del 100° anniversario del primo volo commerciale che partiva appunto da Trieste per raggiungere Torino, e quindi questa grande novità per il pubblico triestino del primo raduno di idrovolanti che saranno presenti in Piazza Unità d'Italia nelle giornate di venerdì e di sabato, e prevediamo e speriamo ovviamente nel bel tempo, perché sarà condizione essenziale per poi poter permettere a chi lo volesse anche di provare a fare un giro sul nostro bellissimo golfo. Altrettanto importante per quanto ci riguarda le collaborazioni quest'anno, che si sono arricchite di numerose università. Tra queste voglio segnalare il supporto e la partecipazione attiva del Politecnico di Torino, che esporrà un modellino di idrovolante, così come anche la Sapienza di Roma, che sarà nostro partner insieme all'Università di Trieste. Altre notizie e servizi dopo una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Cominceranno con la commemorazione di domenica 24 maggio le iniziative per il centenario del Parco della Rimembranza a Trieste, promosse dal Comune insieme a diverse associazioni. Vediamo. Nella ricorrenza del centenario del Parco della Rimembranza, il Comune di Trieste mette in campo una serie di iniziative culturali. 3 le linee di intervento: la commemorazione di domenica 24 maggio al Parco della Rimembranza a cura dell'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro in coorganizzazione con il Comune di Trieste, il concerto celebrativo al Politeama Rossetti di sabato 30 maggio con l'Orchestra di Fiati del Conservatorio Giuseppe Tartini e in collaborazione con la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuoli
suolo del Friuli, la cui gestione organizzativa è stata affidata all'associazione Parleranno le Pietre, e la mostra prodotta dai musei storici del comune, programmata in autunno al Museo di Guerra per la Pace Diego de Enriquez, a partire dal patrimonio della fototeca dei civici musei di storia ed arte. L'ultimo degli investimenti che faremo sarà proprio in questa attività didattica. Noi oggi abbiamo fatto degli importanti lavori, soprattutto nel Museo del Risorgimento, ma anche al De Enriquez, se lo stiamo rilanciando, stiamo rivedendo un po' tutte quelle che sono anche le sezioni un po' trascurate, che appunto dall'occupazione nazista alla caduta della Jugoslavia, una parte che manca della storia, ma non solo. Abbiamo fatto degli investimenti alla Risea di San Sabba, ricevuto 4,5 milioni dal Ministero dei Beni Culturali, per non parlare della Foiba di Basovizza, che anche lì ha un finanziamento. Oggi sono 4 siti, soprattutto gli ultimi 3, no? che compongono questa scacchiera di cui fa parte anche il Parco della Rimembranza, ma anche tutte quelle che sono le attività delle associazioni che si muovono, no? 2 giornate dedicate alla donazione del sangue all'Ospedale Maggiore di Trieste, con i carabinieri protagonisti di un'iniziativa di solidarietà insieme ad Asugi. Il Friuli Venezia Giulia conferma una buona risposta dei donatori regolari, ma resta fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani, le nuove generazioni. Vediamo. L'Arma dei Carabinieri di Trieste e la struttura complessa di medicina trasfusionale dell'Ospedale Maggiore hanno promosso 2 giornate dedicate alla donazione del sangue, in programma il 19 e 20 maggio, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le giovani generazioni, sull'importanza di un gesto che può salvare vite umane. L'iniziativa, organizzata all'interno dell'ospedale triestino, ha visto la partecipazione di numerosi militari dell'Arma, impegnati non solo nelle attività quotidiane di servizio alla comunità, ma anche in un'azione concreta di solidarietà sociale. Un segnale forte che punta a rafforzare la cultura della donazione volontaria e regolare, in un momento in cui il sistema sanitario necessita di scorte costanti per affrontare emergenze, interventi chirurgici e terapie salvavita. È un evento che si ripete e si ricorre nel tempo, ormai da qualche anno, e sono giornate importanti che vanno oltre il valore simbolico, stanno proprio a dimostrare quanto sia importante donare, come sia facile, come non comporti nessun pericolo. Di sangue ce n'è sempre tanto bisogno, per cui questa dimostrazione anche di collaborazione interistituzionale è un segnale importante. Solo nell'ultimo anno oltre un centinaio di carabinieri hanno partecipato a questa iniziativa che risponde un po' a quello che è il DNA dell'Arma dei Carabinieri, ovvero essere vicini alle persone che hanno bisogno, e quindi anche noi, come ogni altro cittadino, ci teniamo a contribuire anche da questo punto di vista, quindi non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma anche vicinanza alle persone più bisognose, proprio sotto questo punto di vista. Particolarmente significativo il contributo del dottor Laraia, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che ha evidenziato come Friuli Venezia Giulia presenti oggi una situazione positiva sul fronte delle donazioni. La situazione è assolutamente in equilibrio grazie a queste iniziative, che sono importantissime, di donazioni collettive della rappresentanti della società civile o anche militare in questo caso. Abbiamo avuto una crescita nei primi 4 mesi dell'anno del 2%, che è una cosa importante per la nostra realtà, anche perché nel resto d'Italia non è così. Ed è stata inaugurata nell'atrio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia la mostra dedicata a Sergio Mulic, imprenditore e filantropo di origine goriziana, che avviò la campagna di vaccinazione per debellare la poliomielite. Una mostra dedicata a Sergio Mulic de Palmenberg, figura chiave nella nascita della campagna internazionale del Rotary contro la poliomielite, è stata inaugurata all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. L'iniziativa è stata promossa dall'avvocato Paolo Mulic con il Rotary Club di Gorizia, con l'obiettivo di ricordare il valore dell'impegno umanitario di Sergio e far conoscere alle nuove generazioni la storia del progetto polio, diventato uno dei più importanti programmi sanitari internazionali. Sergio Mulic, mio parente, mio zio, di famiglia goriziana, poi ha vissuto a Milano, era un imprenditore nel campo dell'imballaggio e ha avuto un sogno, ha conosciuto Sabin gli ha promesso il vaccino senza royalties e lui, da tecnico dell'imballaggio, è riuscito a creare un imballaggio a 40 sotto zero per portare questo vaccino nei paesi
che avevano bisogno, prima nelle Filippine e poi nel Marocco. Ci siamo quasi arrivati, pare che ci siano 50 casi al mondo. È un momento particolare perché noi impegniamo molte delle nostre energie in questo progetto, il progetto che nasce da Sergio Mulic, che è la vaccinazione per l'eradicazione della polio. Ci crediamo da molto tempo, da quasi più di 40 anni. Sta andando molto bene, dopo un periodo diciamo di stanchezza, perché dopo 40 anni, abbiamo celebrato proprio l'anno scorso i 40 anni del programma, c'è stato un rilancio. Quest'anno tutti i 14 governatori italiani ci hanno creduto in prima persona. Un industriale che ha messo a disposizione la sua sensibilità d'animo, la sua imprenditorialità, ma la sua anche solidarietà per sconfiggere un flagello come la poliomielite, rivolto soprattutto ai bambini poveri nel mondo. E siamo allo sport, è ufficiale, Giuseppe Daniello torna alla Triestina e sarà il nuovo direttore generale del club. L'ufficialità è giunta attraverso una nota diffusa oggi dalla società nella serata di oggi. Appunto Daniello, tra le altre cose, è stato nominato anche presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Unione. Reduce dall'esperienza alla Ternana in qualità di direttore operativo e gestionale, Daniello torna quindi a Trieste dopo le 7 stagioni dal 2016 al 23, durante le quali aveva già fatto parte dell'organigramma alabardato. Sono orgoglioso, le sue prime parole, di assumere il ruolo di presidente del Consiglio d'amministrazione e direttore generale, una società storica che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale straordinario per la città di Trieste e per tutto il calcio italiano. Queste appunto le sue prime parole espresse dal manager alabardato. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con Sveglia Trieste. Ci saranno la neosegretaria della Lega provinciale di Trieste Pamela Rabaccio e Sergio Persoglia del Partito Democratico. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.